territorio ha risposto in maniera compatta. Fortunatamente oggi abbiamo anche un sottosegretario di Stato, il sottosegretario Ostellari, che ha dimostrato una grande attenzione per il nostro territorio, e penso che da quando è stato chiuso il Tribunale più di 10 anni fa è la prima volta che un esponente del governo viene in città, e ovviamente lui in prima persona ci ha messo la faccia. Quindi ovviamente noi adesso lo sosterremo in questa sua iniziativa, che quindi è la volontà di ripristinare questo servizio, e speriamo insomma che l'iter sia veloce e che quanto prima veramente possiamo riaprire questo importante presidio per il territorio. Perché è fondamentale? Prima di tutto perché stiamo parlando dell'area pedemontana del Veneto, una delle zone più ricche anche da un punto di vista produttivo. Viene prodotto circa il 10% del reddito della nostra regione. Recentemente insomma, è stata realizzata anche l'importante opera Pedemontana Veneta, quindi un'infrastruttura che servirà proprio per collegare il Tienese con il Trevigiano, proprio quell'asse, quel territorio che poi servirà anche il Tribunale della Pedemontana.